Buon inizio di settimana a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione del Veneto, dal Veneto, l'informazione di Focus TG. Lunedì 16 maggio, anche oggi tante notizie di cronaca, abbiamo tanti collegamenti, tanti approfondimenti, l'attualità, la politica, la sanità, insomma un'edizione che vi terrà compagnia in diretta come di consueto fino alle 13:30 e noi iniziamo ad aprire la pagina di cronaca con un incidente che ieri si è verificato a Tiene, un incidente stradale, esce di strada, distrugge la macchina e poi se ne va a dormire. Esce di strada mentre percorre la bretella fra Tiene e Sant'Orso, sfonda il guardrail e distrugge la macchina. Poi se ne va come se niente fosse, senza avvertire nessuno. Un 27enne di Malo è uscito miracolosamente indenne dall'incidente nel quale la sua Fiat Punto è stata letteralmente disintegrata ed è stato rintracciato nella sua abitazione dagli agenti della polizia locale Nord-Est Vicentino e Alto Vicentino, chiamati dagli automobilisti di passaggio sulla bretella per rilevare il pauroso sinistro. Nello schianto il motore della Punto è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Il conducente, unico occupante della vettura, ha ammesso di aver perso il controllo della Fiat a causa di un colpo di sonno e di essersi allontanato dal luogo dello schianto sconvolto dallo scampato pericolo. E diamo adesso subito una notizia battuta dall'ANSA pochi secondi fa, riguarda la ricerca ad Auronzo di Cadore di un anziano ritrovato senza vita. È stato purtroppo ritrovato senza vita, dicevamo, il 78enne che era scomparso, 78enne di Auronzo di Cadore, che ieri mattina era uscito di casa per una consueta camminata senza farvi più ritorno. Leggiamo insieme, questa mattina una cinquantina di persone hanno proseguito le ricerche avviate una volta scattato l'allarme e una squadra proprio di soccorsi poco prima delle 10 ha avvistato il corpo senza vita in un bosco pianeggiante del 78enne non distante dalle Baite in località Soccosta. La salma è stata recuperata e affidata al carro funebre. Sul posto il soccorso alpino di Auronzo, centro di Cadore, Comelico, i vigili del fuoco e insomma le forze dell'ordine. Quindi una tragica notizia che fa seguito a quella che insomma diamo adesso, un drammatico schianto nella notte scorsa a Treviso. Un 48enne di paese è in gravissime condizioni. La normale corsa lungo il put, poi improvvisamente lo scooter di grossa cilindrata che si schianta contro un albero all'altezza di Varco Caccianiga. Il botto sveglia i residenti mentre gli automobilisti lanciano l'allarme. È mezzanotte quando gli agenti della polizia locale arrivano sul posto trovando a terra un 41enne di paese in gravi condizioni, trasportato d'urgenza in ospedale dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Nessun segno di frenata, un colpo di sonno, una distrazione o un malore all'origine probabile del dramma. L'intervento dei vigili del SUEM ha costretto a deviare il traffico per circa un'ora prima di far tornare il put alla normalità. E oggi riparte il processo d'appello per il crack della Banca Popolare di Vicenza, riparte oggi. Noi saremo sul posto con la nostra inviata, con la nostra collega Ilaria Marchiori, direttamente dall'aula bunker di Mestre. Prima di collegarci in diretta però ascoltiamo le parole di Giovanni Zonin raccolte poco fa. Ecco, lei che cosa si aspetta comunque da questo processo? Ma quello che mi sono sempre aspettato e in cui credo fermamente è che emerga l'innocenza del sottoscritto, perché io ho lavorato con impegno, con onestà e con serietà. E forse più di qualcuno si è dimenticato di come, perché sono stato in banca per quasi 20 anni e la banca è cresciuta ogni anno e quindi abbiamo distribuito cifre importanti di dividendi perché parlando in vecchie lire abbiamo
distribuito quasi ogni anno per 18 anni su 20 oppure su 17, su 19 abbiamo distribuito ogni anno una media di 100 miliardi. Mi sembra che abbiamo fatto un servizio importante per il territorio. I cambi di strategia, i cambi di regolamento, il cambio delle leggi dovuti all'entrata in vigore di leggi che noi non conoscevamo, non immaginavamo, che hanno scombussolato tutto il mondo dei popolari, soprattutto il mondo dei popolari. Ha fatto un decreto legge per passarlo da una banca cooperativa a una banca privata, quindi stati prese delle decisioni forti. Ha fiducia nella giustizia? Sempre, sempre. Non di tutti i giudici, ma della giustizia sì. E avete sentito queste le dichiarazioni di Gianni Zonin. Tra poco ci collegheremo in diretta con Ilaria Marchiori da Mestre per tutti gli ultimi aggiornamenti. Noi continuiamo con la cronaca che ci porta in provincia di Treviso, lotta tra la vita e la morte. Il 42enne di San Donà di Piave investito dalla tremenda esplosione che ieri pomeriggio ha distrutto la sua villetta. Un gran boato, tanta paura perché non sapevo, sono corsa fuori e ho visto il disastro. Federico Serafin sta lottando tra la vita e la morte al centro Grandi Ustionati di Padova. L'80% del suo corpo porta le conseguenze dell'esplosione delle fiamme che ieri pomeriggio hanno sventrato la sua abitazione di via Zanutto, terrorizzando i residenti. Ho sentito che diceva aiuto, ha detto mio figlio, e l'hanno sentito gridare aiuto. Mentre ancora oggi si stanno ammassando le macerie della villetta a San Donà, i carabinieri sono al lavoro con i tecnici dei vigili del fuoco per determinare l'esatta causa dell'esplosione. Quasi certamente la fuga di gas di cui già si parlava ieri, ma bisognerà capire cosa l'abbia provocata, se un incidente, un guasto o un gesto volontario, visto l'inquietante precedente. 5 anni fa il 42enne, provato da un momento di depressione, si era barricato in casa con una motosega prima che i carabinieri lo facessero desistere. Ieri sul posto, squadra dei vigili del fuoco con 25 uomini impegnati. Con loro il reparto USAR e i cani specializzati nel trovare le persone sotto le macerie. Il timore è che ci fosse qualcun altro sepolto tra i muri crollati della villetta. Fortunatamente la compagna dell'uomo era fuori casa. Un'esplosione tremenda che ha scaraventato il 42enne fuori sul giardino. Noi abbiamo sentito un forte boato, io e la mia coinquilina, e siamo subito corse in strada per vedere cosa fosse successo. Abbiamo trovato proprio qui nell'angolo il ragazzo che era rannicchiato per terra, dolorante e tremante. Sicché abbiamo iniziato a chiamarlo in modo che lui si potesse alzare per venire fuori dall'abitazione. Ma c'era ancora fuoco? Sì, c'era ancora fuoco dentro la casa, però non era ancora propagato. I vestiti erano completamente bruciati e aveva solo un pezzo di maglietta che era attaccato alla testa. I vicini sono ancora sotto shock, tra questi anche una donna ucraina, ospite di una famiglia. Quel botto fortissimo ha risvegliato in lei il terrore della guerra dalla quale è scappata. E adesso continuiamo a parlare di incidenti, purtroppo incidenti stradali lungo le strade dell'Alta Padovana. Un'auto si ribalta, finisce contro una colonnina del gas. 5 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a San Giorgio in Bosco, in via Lobia. L'auto su cui viaggiavano si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Lo schianto è avvenuto sabato sera. Il conducente all'improvviso ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, fermandosi al centro della strada dopo aver distrutto una colonnina del gas. Un impatto molto violento. I 5 occupanti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in pronto soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza e verificato i danni alla colonnina del gas in attesa dell'arrivo dei tecnici per la riparazione. E come promesso adesso ci spostiamo a Mestre, dove c'è la nostra collega Ilaria Marchiori. Abbiamo detto che riparte il processo d'appello della Popolare, per il crack della Popolare di Vicenza. Ci aggiorna su tutte le ultime notizie Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì,
buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo alla seconda udienza del processo d'appello, l'altra si è svolta lo scorso 22 aprile, la prima udienza. Insieme a me c'è l'avvocato Michele Vettore, che è l'avvocato che difende alcune delle parti civili in causa. Innanzitutto benvenuto avvocato. Allora, quest'udienza, la seconda udienza, la prima dicevamo appunto lo scorso 22 aprile, oggi che cosa sta succedendo? Perché diciamo ai nostri telespettatori siamo qui in diretta ma è tutto in corso d'opera. Chiaramente sì, oggi il processo è entrato nel vivo, diciamo, dopo una prima udienza interlocutoria. Oggi sono iniziate le discussioni e le repliche alle discussioni. Le prime discussioni riguardano le questioni relative all'ammissibilità o meno o all'inammissibilità degli atti d'appello, e per cui stanno adesso esponendo gli avvocati, i pubblici ministeri, e poi seguiranno la discussione seguirà con la discussione relativamente alle istanze istruttorie che sono state formulate da ambo le parti. Sarà una giornata lunga? Sarà una giornata lunga, sì, oggi. Ecco, poi questa sera più o meno si dovrebbe anche capire che cosa accadrà nelle prossime settimane con le prossime udienze, perché sappiamo che non saranno poche queste udienze, si parla di 3 alla settimana. Sì, generalmente alla fine di ogni udienza il Presidente dà delle indicazioni di massima su quelli che saranno i successivi adempimenti, e per cui alla fine del pomeriggio sapremo quali saranno le attività che si svolgeranno alla prossima udienza. Ecco, dopo che il Presidente della Corte d'Appello ha chiamato, ha fatto proprio il giro di parole, l'appello con tutti i legali, è iniziato proprio nel vivo, questa udienza è entrata nel vivo e hanno parlato anche i legali di Pellegrini e Zigliotto, che in prima battuta erano stati assolti e invece ora si ritrovano qui a processo. Chiaramente si ritrovano tirati per i capelli, visto che la prima sentenza era stata di assoluzione. Oggi loro si ritrovano qui a dover ridiscutere il processo. Logicamente la loro speranza è che la sentenza del Tribunale di primo grado venga confermata, la speranza delle parti civili è opposta. Come mai? Che cosa è successo? Una soluzione in primo grado e adesso li ritroviamo qui, cosa è successo? È successo che i pubblici ministeri sono assolutamente convinti di quello che era il castello accusatorio e l'impianto che era stato elaborato, e per cui avevano chiesto la condanna al Tribunale di Vicenza. I difensori degli imputati oggi hanno cercato di mettere in luce quelli che erano i motivi di inammissibilità dei ricorsi presentati, degli appelli presentati dai pubblici ministeri, e sono seguite un po' di schermaglie logicamente in tono giuridico fra gli avvocati e i pubblici ministeri, i quali quest'ultimi adesso, proprio mentre noi siamo qui a parlare, stanno cercando di smontare quelle che sono le argomentazioni delle difese. Ecco, abbiamo visto che nel primo processo è stato molto lungo, 127 udienze, sono stati sentiti ben 160 testi. Sì, 160 testi e 117 o 127 udienze, è stato molto lungo, anche se qui siamo in appello e sarà sicuramente molto più corto. Devo dire che la Corte d'Appello e anche i pubblici ministeri hanno dato un segnale molto chiaro di voler definire il processo quanto prima. E abbiamo molto apprezzato la scelta fatta oggi da entrambi, sia dalla Corte sia dai pubblici ministeri, i quali, nonostante lo sciopero dei magistrati indetto a livello nazionale, hanno aderito, teoricamente a quelle che sono le motivazioni dello sciopero, però di fatto, visto l'importanza dell'udienza e il rischio di prescrizione incombente, hanno deciso comunque di presenziare in udienza e di svolgere il proprio lavoro. Avvocato, quanto arrabbiati sono i risparmiatori? Di più, molto di più, perché purtroppo ci troveremo di fronte a un'evidenza per cui queste sentenze rimarranno più sulla carta, sentenze di condanna, ma sul piano risarcitorio non penso che avremo delle soddisfazioni. Addirittura? Sì. Vittoria di Pirro.
Ecco, qui abbiamo visto in aula c'è anche Gianni Zonin, noi siamo riusciti a intervistarlo poco fa, lui dice di avere fiducia nella giustizia, si definisce lui stesso un risparmiatore. Ognuno ha la propria... al proprio punto di vista, ognuno la vede a modo proprio. Diciamo che i soci e i risparmiatori, gli ex soci della Banca Popolare di Vicenza non la pensano allo stesso modo. Grazie mille avvocato, dall'aula bunker di Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, avete sentito, per i risparmiatori si rischia quella che viene definita una vittoria di Pirro, ma noi vi terremo costantemente aggiornati. Adesso però piccola pausa pubblicitaria, rientriamo fra 2 minuti con tutte le altre notizie. Manca una manciata di secondi alle 12:20, siamo in diretta, ben ritrovati a Focus TG. Allora, prima c'è stato il collegamento in diretta da Mestre con la nostra collega Ilaria Marchiori su un tema di strettissima attualità che interessa tristemente tanti risparmiatori del Veneto, perché è ripreso il processo d'appello per il crack della Popolare di Vicenza e insomma avete ascoltato direttamente dal microfono della nostra collega come insomma i risparmiatori rischino di ritrovarsi concretamente con un pugno di mosche in mano, la cosiddetta vittoria di Pirro, una vittoria sulla carta, ma a livello di risarcimenti si prevede ben poco per coloro che insomma hanno ci hanno rimesso economicamente. Sappiamo tutti la storia del crack della Popolare di Vicenza. Vi terremo, come vi dicevo, costantemente aggiornati. Il collegamento con Ilaria Marchiori è sempre aperto qualora dovessero esserci degli sviluppi. Noi continuiamo con la cronaca come di consueto e adesso parliamo dell'anziana scomparsa a Crespano, casa Crespano, Pieve del Grappa. Continuano incessanti le ricerche di Valeria Orsato, l'88enne scomparsa da ieri mattina dopo essere uscita di casa a Crespano di Pieve del Grappa. Appunto, alcune segnalazioni sono state verificate in queste ore, purtroppo si sono rivelate inconcludenti. Valeria Rosato l'ultima volta è stata vista con una tuta grigia, una casacca rosso bordeaux che potrebbe però aver tolto, viste le alte temperature di questo periodo. Ai piedi aveva delle ciabatte beige, alta circa 1,68 m. Chiunque pensi di averla vista, intravista o di avere sue notizie è pregato di chiamare subito il 112. Noi adesso da Crespano di Pieve del Grappa con la cronaca ci spostiamo nel Vicentino, weekend di controlli interforze adottati dal questore, 26 provvedimenti ed espulso un cittadino irregolare. Raffica di controlli nel weekend, aree calde della città presidiate con ispezioni a tappeto disposte nelle zone dove i cittadini segnalano fenomeni di degrado urbano, spaccio e illegalità. Operazione interforze concentrata sia nel centro storico di Vicenza sia nella prima periferia, che ha portato all'identificazione di 272 persone, di cui 102 con precedenti. Bilancio dell'attività che ha riguardato da Campomarzo a Parco Querini, da Ponte Alto ai Giardini Salvi e ha portato all'adozione da parte del questore Paolo Sartori di 14 avvisi orali, 11 fogli di via, anche un ordine di allontanamento a carico di un tunisino di 42 anni, privo dei titoli per restare nel nostro paese e con precedenti, che è stato accompagnato alla frontiera per essere rimpatriato nel paese d'origine. Restiamo nel Vicentino, ci spostiamo ad Alte Ceccato perché è stata chiusa per gravi carenze igieniche una pasticceria indiana. Ad Alte Ceccato, siamo vicino a Montecchio Maggiore, riscontrate gravi irregolarità anche in una macelleria che avrà un mese di tempo per rimettersi a norma. Montecchio Maggiore.
Residui alimentari sparsi a terra, sporcizia, muffa, ragnatele sulle pareti, pentole e contenitori pieni di alimenti poggiati a terra. È quanto gli agenti della Polizia Locale dei Castelli e i militari del NAS hanno trovato all'interno di una pasticceria indiana ad Alte Ceccato, nel cui sito produttivo avveniva anche il confezionamento e la rivendita degli alimenti etnici. Inoltre, una lavoratrice è risultata priva di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare. L'esercizio è stato anche denunciato alla procura per deposito irregolare ed incontrollato di rifiuti nel cortile retrostante, reato che prevede fino a 2 anni di arresto ed ammenda fino a 26.000 euro, oltre all'obbligo di bonifica. È stata chiusa per gravi carenze igieniche. Avrà invece 1 mese di tempo per mettersi in regola la macelleria attigua, all'interno della quale sono state rilevate irregolarità minori, sempre in materia di igiene alimentare, mentre i prodotti alimentari di carne bovina congelati erano privi di elementi utili alla loro tracciabilità. Le 2 ordinanze sono state firmate dal sindaco di Montecchio Maggiore Gianfranco Trapula. Parliamo adesso di biciclette rubate e ci spostiamo nel Padovano. Quando hanno avvistato quel furgone, i poliziotti evidentemente si sono insospettiti e l'hanno fermato appena uscito dal casello di Padova Ovest. A bordo infatti c'erano 10 telai di biciclette top di gamma, modelli costosi, nascosti in sacchi neri completamente sigillati, ma che non sono sfuggiti all'occhio attento degli agenti. E così un serbo di 42 anni, residente in provincia di Vicenza, è stato arrestato dagli agenti della questura di Padova. I sacchi neri, dopo il sequestro, sono stati sottoposti ad accertamenti da parte dei poliziotti della squadra mobile. Quasi tutti i pezzi ritrovati all'interno risultavano rubati. 3 di essi sono risultati proventi di un furto con spaccata commesso la notte dell'11 maggio ai danni di un negozio di rivendita di Castelnuovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia. Ulteriori accertamenti sono in corso per capire se anche il resto della merce recuperata faccia parte di altri furti. Le spaccate ai danni di rivendita di bici infatti sono molto frequenti. L'ultima la scorsa settimana, con il colpo messo a segno in un negozio di Selvazzano Dentro che ha fruttato ai ladri un bottino di 100.000 euro. I poliziotti hanno perquisito anche l'abitazione dell'uomo in provincia di Vicenza, dove hanno rinvenuto alcuni resti del materiale utilizzato per confezionare le bici. Con ogni probabilità il 42enne arrestato si stava dirigendo all'estero, dove avrebbe trasportato le componenti delle biciclette per destinarle alla successiva rivendita. E adesso i fatti di una violenta rissa scoppiata all'alba nel parcheggio di un locale a Castelfranco. Un 20enne è stato accoltellato alla gamba. Prima le offese in un clima ad alta gradazione alcolica, poi la rissa e l'accoltellamento. La violenza è scoppiata all'alba nel parcheggio di un locale di Castelfranco con un gruppo di 3-4 giovani che ha preso di mira un 20enne del Montebellunese, finché uno dei presenti non ha estratto qualcosa di simile a un coltello colpendolo alla gamba. L'allarme ai carabinieri poco prima delle 5, chiamati da un cugino dell'aggredito. La scena che si sono trovati di fronte era quella del 20enne accasciato a terra e sanguinante, oltre che completamente ubriaco, mentre i suoi aggressori si erano dileguati a bordo di un'utilitaria. Indagini in corso per identificarli. A far scaturire la violenza una lite per futili motivi, forse uno sguardo di troppo. Il 20enne è stato portato all'ospedale, verrà sentito appena si sarà ristabilito. Ne avrà per una ventina di giorni. Piccola pausa pubblicitaria adesso, ci ritroviamo qui fra 2 minuti con tante altre notizie di cronaca, collegamenti, attualità, approfondimenti, poi la pagina della sanità, insomma questo e tanto altro fra poco a Focus TG. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, noi proseguiamo con la pagina, l'ampia pagina di cronaca per tenervi informati, aggiornati su tutto quello che è successo e sta succedendo in Veneto. Ci spostiamo adesso in provincia di Venezia, precisamente a Portogruaro, perché sono almeno 20 le persone rimaste intossicate alla festa della città, dopo che qualcuno ha spruzzato dello spray urticante per strada. Attimi di paura a Portogruaro poco dopo la mezzanotte della notte appena trascorsa, proprio nei minuti conclusivi della manifestazione enogastronomica Terre dei Dogi in festa. Una persona che i carabinieri stanno per identificare ha spruzzato dello spray urticante in almeno 3 punti della kermesse.
compresi tra Piazza della Repubblica, i Molini e la piazzetta Sant'Andrea nella zona di Via Roma, cioè in pieno centro storico. Molte persone, si calcola una ventina e forse più, hanno avuto problemi di irritazioni. L'autore del gesto è stato visto nell'atto di spruzzare la sostanza proibita irritante, tra l'altro vietata con altri dispositivi di questo genere da apposita ordinanza comunale. L'autore del gesto, inseguito da alcuni residenti, è riuscito a scappare, sebbene, come detto, i carabinieri siano già sulle sue tracce. E adesso il blitz di alcuni attivisti ieri a Venezia contro la guerra. Blitz degli attivisti dei centri sociali nel nord-est, alle Zattere, a Venezia, la sede della VAC Foundation Venice, fondazione di arte contemporanea creata dall'oligarca russo Leonid Mikhelson, persona strettamente legata al Cremlino, presidente del CDA e maggiore azionista di Novatek, la seconda azienda di gas della Russia. Sede occupata ieri mattina con il palazzo di proprietà dell'autorità portuale di Venezia, dato in concessione alla fondazione nel 2014. Negli anni ha ospitato varie mostre, sebbene dallo scoppio della guerra l'edificio sia stato chiuso con l'esibizione in programma annullata. Parliamo adesso di morti bianche, degli incidenti sul lavoro che drammaticamente e tristemente riempiono troppo spesso le pagine della nostra cronaca. La CISL vicentina dichiara serve più formazione dei lavoratori e maggiori controlli in azienda. In provincia di Vicenza nel 2022, dal 1 gennaio al 31 marzo, ci sono state 4.537 denunce di infortuni sul lavoro. Nello stesso periodo del 2021 erano state 2.925. 4 nel Vicentino le morti bianche nel 2022 ad oggi. Numeri che aprono la riflessione della CISL sulla necessità di una maggiore formazione a partire dal mondo della scuola e su una capillarità dei controlli nelle aziende. Moltissimi infortuni non nascono da una relazione verticale con l'impresa, ma nascono anche da lavoratori come quelli agricoli che in quel momento stanno agendo da soli. Ecco, è importante da questo punto di vista fare formazione e creare cultura nel mondo del lavoro tra i lavoratori a partire da quando si è ancora studenti. Anche per questo abbiamo aperto in CISL Vicenza un punto sicurezza che serve con un esperto del settore che serve a dare risposta a lavoratori e a delegati su questo tema. Per cui importante cultura e formazione. Un'altra parte di infortuni invece nasce da inosservanze a volte delle imprese o degli strumenti che le imprese danno ai lavoratori. Lì è importante la presenza del sindacato, ma è importante la presenza e la capacità ispettiva degli organi preposti. E da questo punto di vista c'è l'altra azione che dobbiamo fare assolutamente, che è importante, che è quella di far crescere gli organici ispettivi anche in carico all'Ispisal, perché le aziende hanno bisogno certamente di consulenza, ma qualche volta e quando occorre anche di ispezioni normative che verifichino la qualità e l'attenzione del lavoro e della sicurezza sul posto di lavoro. E adesso una notizia che andiamo a leggere insieme, è arrivata poco fa in redazione: grave incidente questa mattina in via San Giovanni a Lonigo, all'altezza dell'entrata dell'ex colonia del giovane agricoltore. Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter con a bordo 2 ragazzi che percorrevano la strada uscendo dal centro cittadino si è scontrato con un'auto. I ragazzi hanno riportato delle lesioni molto serie, ma ad avere la peggio un 18enne che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza con l'elisoccorso. Il giovane ha riportato diversi traumi, si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso. Vi terremo aggiornati anche su questo qualora ci fossero degli sviluppi. Noi adesso continuiamo con la cronaca, ci spostiamo in un condominio di Caselle di Selvazzano, quindi siamo nel Padovano, perché un incendio nel garage proprio di questo condominio ha causato l'intossicazione di 2 anziani residenti del posto che sono stati evacuati.
Fiamme e paure in un condominio di via Santa Maria Ausiliatrice a Selvazzano. L'incendio, provocato da un guasto all'impianto elettrico di un vecchio frigorifero posizionato in un garage, ha messo in fuga i residenti dello stabile. 2 anziani hanno trovato invece riparo nel bagno e sono stati salvati dall'intervento dei vigili del fuoco che li hanno raggiunti con il cestello elevatore. La coppia è rimasta leggermente intossicata dal fumo respirato e quindi è stata portata in pronto soccorso. Le fiamme si sono propagate intorno alle 17:30 di domenica pomeriggio. I proprietari del garage si sono accorti subito e hanno cominciato a dare l'allarme, suonando a tutti gli altri condomini. I 2 anziani, che pare abbiano problemi di deambulazione, si sono rifugiati nel bagno per evitare di respirare cenere e fumo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Padova e Abano Terme. I carabinieri invece hanno chiuso il traffico lungo via Santa Marta e via Santa Maria Ausiliatrice nella frazione di Caselle. Dopo aver domato le fiamme, i pompieri hanno iniziato a fare la verifica strutturale del condominio. Per sicurezza tutti i residenti sono stati evacuati in attesa del completamento del monitoraggio dei danni. E restiamo in zona, ancora polemiche sulle panchine arcobaleno. Sono già 3 i comuni della Bassa Padovana che le hanno installate in queste ore, mentre quella di Solesino è stata danneggiata e imbrattata dai vandali. Vediamo. Ospedaletto Euganeo, Solesino e Granze si moltiplicano i comuni disposti a ospitare le panchine arcobaleno, simboli della lotta alle discriminazioni sessuali e contro l'omofobia. Tutto è nato dal rifiuto di Este, con l'amministrazione che non ha dato il via libera all'installazione della panchina, creando polemiche politiche e la reazione dei cittadini. E la presa di posizione dei sindaci dei comuni limitrofi non si è fatta attendere. Solesino dimostra, come altri comuni della Bassa Padovana, piccoli comuni, che anche in un piccolo comune i pregiudizi e gli stereotipi si possono superare. Ed è bello, proprio curioso che venga dai piccoli comuni questa cosa, simbolo che tanti pregiudizi e tanti stereotipi non ci sono nelle piccole comunità e non ci devono essere differenze politiche sui temi dei diritti, perché la violenza e la discriminazione è un tema che deve interessare la collettività, anche le piccole comunità. E così, installata a Ospedaletto, la panchina appare anche in piazza Matteotti a Solesino, sempre nella Bassa Padovana, di fianco a una panchina in cemento già esistente. È un simbolo che mi onora di aver realizzato nel nostro paese a tutela e difesa dei diritti di tutti. Non vogliamo nel nostro territorio forme di razzismo e di discriminazione. È importante essere qui perché è un punto di partenza, questa panchina è un punto di partenza, è un simbolo molto importante perché dimostra una solidarietà dalla parte dell'amministrazione pubblica. Purtroppo, passate poche ore, la panchina è stata presa di mira dai vandali, probabilmente senza fini politici, ma per semplice maleducazione e mancanza di rispetto per le cose pubbliche. Un gesto subito condannato, mentre tra i comuni che non hanno perso tempo e hanno trovato lo spazio per questa panchina c'è anche Granze, e altri si uniranno nelle prossime ore in attesa di una risposta da parte di Este. Blitz della Guardia di Finanza di Treviso lungo l'autostrada, maxi sequestro in un tir. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 32.721 articoli pericolosi per la salute dei consumatori, prevalentemente di natura elettrica ed elettronica, per un valore stimato di circa 2 milioni di euro. I prodotti sono stati scoperti a bordo di un tir proveniente dal valico di Tarvisio, fermato nei pressi del casello autostradale di Venezia Est da una pattuglia del gruppo di Treviso. Il conducente ha esibito documenti di trasporto e commerciali da cui è emerso che la merce, fabbricata in Cina, è stata sdoganata in Ungheria per poi giungere in Italia via autostrada con destinazione finale Napoli. Tra i prodotti sequestrati articoli per la cucina, frullatori, friggitrice, bilance; per l'auto, sensori di parcheggio, cavi batterie; per la casa e il tempo libero, stereo, fari a LED, telecamere; la cura della persona, piastre per capelli. Gli articoli sono stati ritenuti pericolosi perché sprovvisti delle dichiarazioni di conformità e delle garanzie per la sicurezza dei consumatori. Il conducente e l'importatore sono stati denunciati alla Procura di Treviso per tentata frode in commercio e distribuzione di prodotti pericolosi. Ci spostiamo adesso ad Altavilla Vicentina, dove un setter è caduto in una buca profonda 15 metri ed è stato salvato dai pompieri. I vigili del fuoco sono intervenuti sulle colline di Altavilla Vicentina per salvare Noè,
un setter inglese caduto in una buca profonda 15 metri durante un'uscita con il suo padrone. Il proprietario, non vedendolo più, è riuscito a rintracciarlo grazie al localizzatore GPS applicato al collare dell'animale e ha dato l'allarme. Sul posto i pompieri vicentini che hanno chiesto l'aiuto del personale speleo-alpino fluviale. Un operatore si è calato nella stretta fenditura ed è riuscito a raggiungere il setter, che è stato subito riconsegnato al proprietario. I vigili del fuoco hanno proceduto alla segnalazione al comune della pericolosa voragine. Ci fermiamo solo per 2 minuti, restate con noi perché abbiamo ancora tante notizie dal territorio, poi l'attualità, la pagina di sanità, lo sport, insomma un Focus TG come sempre ricco di notizie e argomenti. Fra poco, grazie. (12:45), rieccoci in diretta con Focus TG, ve lo ricordo, vi terremo compagnia, vi terremo informati fino alle 13:30. Ebbene, adesso chiudiamo per un attimo la pagina di cronaca e parliamo di attualità, perché insomma non sembrano placarsi le polemiche dopo l'ultima adunata degli alpini a Rimini, oltre 150 le segnalazioni di molestie da parte di donne, l'Italia e la politica si dividono. Noi siamo andati a raccogliere la voce dei bassanesi, sentite come la pensano. Bisogna stare, diciamo, a metà via, cioè, perché se prendiamo in considerazione gli estremismi allora non c'è niente da fare, però non vedo che hanno creato una polemica molto molto grande che non c'era proprio bisogno. Una vergogna, insomma, ecco, che siano venuti questi discorsi qua, ecco, una cosa un po' vergognosa. Siamo alpini noi due, siamo andati a Rimini. Bisogna vedere se era un alpino, perché è facile dire è un alpino perché ha il cappello, ma l'abito non fa il monaco. E ho avuto l'occasione anche anni fa a Trieste, gli alpini hanno fatto casino qua e là, e non aveva niente a che fare chi era colpevole, non aveva niente a che fare con gli alpini. Era gente straniera travestita. E penso che questa sia la stessa cosa. Altro non aggiungo. Rimini. Cosa ne pensa? Che siamo tutti matti. Ne parlavo anche con i miei amici, non sono più gli alpini di una volta e adesso la maggior parte vuole adunarsi per far festa e non per il ritrovo che era una volta dopo la guerra. Quindi se l'adunata deve essere una festa per bere e essere molesti, non possono fare a meno di farla. Secondo me gli alpini sono gente molto tranquilla, per carità c'è sempre qualcuno che sgarra, ma è stata una cosa un po' esagerata. Mio padre è una penna bianca, è stato un colonnello degli alpini e quindi mi ha dato una educazione che io ho cercato di trasmettere anche a mio figlio. Ovviamente quando ci sono masse di persone di questo livello può esserci e ci sarà senz'altro qualcuno che non sa comportarsi e che va oltre. Però diciamo che le battaglie di genere lottate su questo campo adesso secondo me sono esagerate. Ho letto tante testimonianze di tante ragazze, anche di altre adunate in altre città di anni passati, e penso che si debba fare qualcosa, sì. Penso che si sia fatto un po' troppo chiasso, cioè io non conosco la situazione in cui si è scatenata questa cosa, non voglio né essere troppo permissiva né troppo negativa, bisogna appurare bene i fatti, cioè non è mai successo. Anche qui a Bassano, che ci sono sempre gli alpini, non è mai successo che si sia verificato una cosa del genere. E sulla questione si è espressa anche l'assessore regionale Elena Donazzan a Focus e di certo insomma non le ha mandate a dire né sul tema degli alpini né su quello delle polemiche riguardanti quello che si presume sia successo a Rimini. Io sono nata libera, direttore, certo. E soprattutto sono nata fiera di essere parte di questa storia degli alpini, e quando qualcuno pensa di infamarla sappia che mi troverà sempre duramente
duramente schierata e mi interessa poco che queste anime belle un po' ipocrite facciano la difesa della donna a spot, perché quando abbiamo utero in affitto, madri povere costrette a vendere il proprio corpo e il proprio figlio, queste signore stanno zitte. Allora io faccio l'assessore alle pari opportunità, al lavoro, alla formazione, all'istruzione, tenendo ben chiara che c'è la dignità della persona. Vale anche per tutto questo fango che sta muovendo e per il quale secondo loro io dovrei dire acriticamente che ci sono state centinaia di molestie solo perché l'hanno detto loro. Mi spiace, se ci saranno dei fatti, come ho detto e ripeto, dovranno essere verificati e la condanna va da sé evidentemente. Io oggi esprimo la solidarietà al corpo degli alpini perché conosco quello che rappresenta. E insomma adesso per smorzare anche i toni e le polemiche continuiamo a parlare di alpini, ma di un lavoro che inizierà a breve a Vicenza per l'installazione di un nuovo monumento. Stiamo già lavorando da anni per riuscire a riportare qui a Vicenza, nelle nostre terre, nei nostri monti, nelle nostre città, riuscire a riportare la Dunata. Il gruppo di lavoro già si è incontrato, abbiamo già tutte le carte in regola e la documentazione pronta, l'amministrazione ci è vicina in maniera sostanziale e quindi diciamo che da questo punto di vista li vogliamo qua gli alpini, poi decideranno. Il presidente ANA della sezione vicentina Monte Pasubio ribadisce l'intenzione di voler festeggiare il centenario della fondazione dell'associazione in città, ospitando anche la Dunata nazionale. Un messaggio di fermezza lanciato in questo momento delicato che segue quanto accaduto a margine dello sfilamento a Rimini delle Penne Nere. La volontà resta quella di attribuire alla provincia più alpina d'Italia il giusto riconoscimento dei meriti che si è conquistati in guerra, ma soprattutto nell'impegno civile in questo secolo di attività. Tra i simboli, un posto speciale merita il nuovo monumento. Il progetto vincitore del concorso verrà presto posto in opera. L'artista autore dell'opera è Giuliano Negretto, anch'esso un alpino. Per quanto riguarda il monumento, sicuramente verrà fatto. Il momento verrà inaugurato proprio nella fase finale della Dunata del centenario, quindi nei giorni 4, 5, 6 novembre del 2022. Il progetto è già approvato, l'artista sta già lavorando perché ha già i mezzi, i materiali per poter già lavorare, quindi abbiamo già avuto, ma avremo anche settimana prossima un incontro con l'amministrazione per mettere fine a questo progetto, ma di fatto è già tutto nei binari giusti. Inizia il cantiere, approfitto. Ecco, il cantiere dovrebbe partire entro il mese di giugno sicuramente. E adesso parliamo di sanità, ci spostiamo nell'ULSS 7 Pedemontana perché, come avrete visto seguendo la nostra informazione, sono state raccolte centinaia e centinaia di firme in una mattinata, quindi in pochissime ore, per chiedere a chi governa il Veneto e a chi gestisce la sanità veneta una nuova attenzione verso l'ospedale di Bassano del Grappa, verso il San Bassiano e in generale verso tutta la sanità della Pedemontana. Un'iniziativa che è andata ben oltre a quello che potevano immaginare gli organizzatori, che appunto in una mattinata, in poche ore, hanno raccolto tantissime firme ed è come è stata definita, una triste vittoria. Questo significa che il disagio, i problemi sono molto più diffusi di quanto si potesse immaginare. Vi spieghiamo tutto e riassumiamo la situazione nel prossimo servizio. Centinaia di firme in poche ore per chiedere un cambio di passo per la sanità della Pedemontana e una nuova attenzione per il San Bassiano. Tantissimi cittadini si sono messi in fila per firmare la petizione lanciata da un gruppo di consiglieri e amministratori del Bassanese perché chi governa il Veneto e chi gestisce la sanità regionale prenda provvedimenti quanto prima.
La lista delle doglianze dei cittadini è serrata, si va dalle liste d'attesa sempre più lunghe fino alle trasferte, cui sono obbligati i pazienti per fare esami e visite che prima potevano fare al San Bassiano, passando per la fuga di primari e per la carenza di medici di base. Ecco che cosa avevano detto i cittadini ai nostri microfoni. Ha firmato anche lei, siete in tanti questa mattina, perché è venuto qui a firmare? Il signor Bramesa non si comporta come chi era prima ed è tutto cambiato e noi da una certa età non possiamo mica avere tutti il mezzo sempre andare a Tieni, Schio e dappertutto, ecco. È meglio che cambia lavoro quel signore perché non sa fare il suo mestiere. Siamo veramente delusi, amareggiati, noi andiamo avanti con l'età, abbiamo bisogno di un servizio che qualche tempo fa all'ospedale era un top, adesso vogliamo la verità di qualcosa, dovete risolvere qualcosa, non è possibile lasciarmi in mezzo a una strada così. Dobbiamo essere seguiti come si deve, paghiamo delle tasse, paghiamo di tutto e dobbiamo essere seguiti come si deve. Il signor direttore del nostro bello ospedale che abbiamo potrebbe fare qualcosa di più e invece fa qualcosa di meno. Gli organizzatori della petizione sottolineano ancora una volta come questa battaglia non abbia colore politico né bandiere di partito, come invece tenta di far passare qualcuno. Una battaglia per i cittadini e con i cittadini, per la sanità del territorio. Tantissima gente, tantissime persone che hanno voluto dire la loro su quello che non va nella sanità della 7 pedemontana. Questa non è un'invenzione, non è una battaglia politica, è una battaglia per la salute di tutti. Dovremmo essere tutti insieme, sindaci, opposizioni, cittadini, per chiedere una comunità che sappia prendersi cura l'una dell'altra. Una salute ed una sanità di eccellenza è quello che ci meritiamo. I cittadini hanno deciso di far sentire la propria voce, chiedendo anche le dimissioni o la rimozione del DG Carlo Bramezza. Una voce che si leva da Bassano, dal San Bassiano, dalle rive della Brenta e arriva forte e chiara a Venezia, in riva al Canal Grande. Una voce che attende risposte. E adesso l'ennesima segnalazione di disorganizzazione proprio all'interno dell'ULSS 7 pedemontana. Perché mandare una persona anziana ad Asiago più e più volte quando una soluzione semplice ci sarebbe, ad esempio con una convenzione con le farmacie? Questa è solo una delle domande che la signora Lorena pone dopo essere incappata anche lei nella disorganizzazione dell'ULSS del direttore generale Carlo Bramezza. Lo sfogo della signora, residente a Rossano Veneto, è quella di chi lascia intendere di non vedere logica né efficienza nella gestione dell'azienda ospedaliera. 2 anni fa sua zia 88enne doveva fare un holter cardiaco e uno pressorio. Al tempo le fu detto che per l'esame doveva andare ad Asiago perché a Bassano non lo facevano più e sarebbe dovuto andare e tornare da Asiago per ben 3 giorni consecutivi. L'operatrice del CUP con cui parlarono le spiegò che in alternativa c'era qualche farmacia che eseguiva questo esame, ma a pagamento. Morale, la signora Lorena e sua zia andarono in una farmacia di Bassano spendendo 105 euro. Immediatamente partì anche un reclamo all'URP dell'ospedale di Bassano che tuttavia non ha mai dato seguito alla segnalazione. La signora Lorena scrive: Nel mio reclamo sottolineavo che andare e tornare da Asiago era impegnativo. Avrei dovuto perdere 3 mezze giornate di lavoro senza considerare la strada e i costi di benzina. Ma soprattutto se mia zia non avesse avuto le disponibilità economiche di pagarsi di tasca propria un esame che poteva avere gratuitamente, come avrebbe fatto? Ma non è finita qui. L'ospedale di Bassano ora ha erogato il servizio dell'holter cardiaco, ma per quello pressorio o si va a Marostica aspettando mesi e mesi oppure di nuovo ad Asiago con disponibilità anche immediata. Ho fatto presente all'operatrice che Asiago non è proprio così agevole, visto di che esame si tratta. Mi ha risposto dicendo che poteva anche darmi ragione, ma tant'è. Scusate il mapazzone, ma trovo frustrante certe modalità che scaricano sul cittadino le responsabilità di un disservizio. E continuiamo a parlare di sanità. Esente dalla vaccinazione anti-Covid, eppure, pensate, multato dal Ministero della Salute. Questa è la storia di Michele, 54 anni, 100% disabile. Non
e idoneo a vaccinazione anti-Covid. Eppure a Michele, 54 anni, disabile al 100%, è arrivata la multa per mancata vaccinazione. Dal Ministero della Salute che entro i 10 giorni, se non era vaccinato, dovevo pagare 100 euro di multa. Il Ministero della Salute ha inviato infatti gli elenchi delle persone over 50 senza vaccino all'Agenzia delle Entrate, attivando il meccanismo di riscossione delle sanzioni da 100 euro. Nel bacino dei sanzionati ci sono circa 800 persone guarite dal coronavirus che dovranno contattare le ASL locali per evitare la multa. A quanto pare in questi elenchi c'è più di qualche errore. Da Roma come fanno a sapere che è disabile al 100%? Sì che... Ma lei è arrivata anche a mia figlia che ha più di 50 anni. Sono tante le segnalazioni arrivate in redazione per errori simili, ma soprattutto sono tante le richieste d'aiuto da parte di voi telespettatori. Chi è in possesso dell'esenzione riceve comunque la multa da parte del Ministero della Salute, ha 10 giorni di tempo per presentare all'ASL di riferimento il certificato. Ultimo break pubblicitario, poi andremo avanti fino alle 13:30 senza più soste. Allora, 2 minuti di pazienza e torniamo qui con Focus TG. Ben ritrovati a Focus TG, continuiamo con il filone di notizie e approfondimenti legati alla sanità. Parliamo adesso di infermieri stremati da mandare in ferie con un taglio del 20% delle prestazioni da giugno. Tra i problemi che hanno causato il mancato turnover dei camici bianchi attacca l'ULSS 2 anche l'impossibilità di utilizzare personale non vaccinato. Un esercito di circa 150 Novax tra gli infermieri, 200 se sommiamo i medici, e il loro peso sul mancato turnover dei colleghi mentre si avvicinano giugno e le ferie. C'è anche questo, secondo l'ULSS 2, tra i motivi per i quali si prevede una riduzione del 20% di esami, visite specialistiche e interventi chirurgici. Il direttore Benazzi è chiaro nel far capire come la non disponibilità per legge di chi non si è vaccinato ricade su chi ormai è arrivato stremato alle porte dell'estate. Su questi 200 persone circa che abbiamo, più della metà sono infermieri, quindi nell'assistenza, quindi posti letto, assistenza nei poliambulatori, assistenza al malato, eccetera. Quindi non andrebbero a gravare sui colleghi che stanno lavorando. E dopo una cinquantina di medici, comunque di specialità anche importanti, che avrebbero potuto ovviamente aiutare i colleghi. Colleghi che ora hanno assoluto bisogno di un turnover. Queste persone hanno dato tantissimo, continuano a dare e hanno bisogno effettivamente di 15 giorni canonici di ferie che gli spetta di diritto e che anche hanno rinunciato magari l'anno scorso a una quota parte di queste, perché una persona che poi è stremata dal lavoro non riesce neanche a dare amore, sostegno a chi è ammalato, perché a questo punto non riesce a sostenere neanche se stesso. Tutto questo mentre si cerca di attuare l'obiettivo delle 35.000 prestazioni da recuperare perché slittate durante la pandemia. Un piano di smaltimento che corre veloce ma che inevitabilmente vedrà creare nuove liste di attesa che, assicura Benazzi, saranno risolte entro l'anno. Solo per la cardiologia, per la pneumologia, per la radiologia stiamo aumentando rispetto al 2019 il 30% di visite in più. Quindi è chiaro che noi andremo a fare il periodo estivo di riposo cercando di dare rotazione ai nostri medici, ai nostri infermieri e provocheremo ovviamente ancora le nuove liste d'attesa. La presenza del personale ora bloccato perché non vaccinato avrebbe sicuramente migliorato la situazione, continua Benazzi, ma precisa non l'avrebbe risolta perché il grande problema di fondo è un altro. Non riusciamo a sostituirli perché non abbiamo graduatorie specialisti e anche la graduatoria dell'ultimo concorso di infermieri, alla fine tra infermieri, turnover nostro che è di circa 200 persone l'anno, tra malattie e persone in gravidanza eccetera, e le case riposo, effettivamente il numero delle persone è ancora esiguo. Qualche anno fa si riusciva ovviamente a dare, come dire, il cambio a chi andava in ferie con l'innesto di infermieri giovani presi da graduatoria a tempo determinato. Oggi purtroppo
tempo determinato non viene più nessuno. Un tema ora più che mai attuale, mentre si fa sempre più caldo il dibattito anche in regione sui medici specializzandi nel colmare la carenza di organico negli ospedali, ma soprattutto tra i medici di base. Se fossi i cosiddetti dottorini che dice qualcuno, mi sentirei offeso. Io mi sono laureato, ho fatto l'esame di Stato e ho iniziato a lavorare. E io quando mi sono laureato non mi sentivo un dottorino di serie B, mi sentivo un medico che ha fatto un percorso importante e che ha fatto l'esame di Stato. Quindi è indegno chiamare dottorini i colleghi medici che oggi stanno facendo il primo anno della scuola di specialità e stanno avendo 650 pazienti, perché tranquillamente questi sono medici a tutti gli effetti e sono in grado di gestire anche 1000 pazienti in un momento di difficoltà. E chiudiamo la pagina dedicata alla sanità con il consueto report che ci fornisce Azienda Zero, report sull'andamento del contagio del Covid in regione. In Veneto sono dati, è una fotografia, lo ricordiamo, che si riferisce alle ultime 24 ore. Come sempre quando diamo questi dati di lunedì chiariamo che sono dati da prendere un po' con le pinze, perché c'è di mezzo il weekend, quindi insomma anche il conteggio e l'elaborazione dei numeri non è squisitamente attendibile. Bisogna sempre aspettare poi i report durante la settimana per avere poi un quadro preciso di quella che è la reale situazione. Fatto sta che insomma dati ufficiali alla mano, il delta dei casi positivi, quindi i nuovi positivi intercettati nella giornata di domenica in Veneto sono 820, un drastico abbassamento dei valori, dei dati rispetto insomma al trend di questi ultimi giorni. I casi attualmente positivi in regione scendono sotto la soglia dei 50.000, per l'esattezza 49.279. Andiamo a vedere gli altri numeri che andiamo a commentare e analizzare insieme. Sono quelli dei ricoveri in area non intensiva. Ebbene, qui c'è un numero confortante, si liberano 6 posti in ospedale per quello che riguarda appunto i pazienti degenti in area non critica. Le terapie intensive rimangono invece invariate. Purtroppo dobbiamo constatare e comunicare il decesso di 9 persone causa Covid nelle ultime 24 ore. Chiusa la pagina, la parentesi dedicata alla sanità, adesso andiamo avanti con l'attualità, ci spostiamo in provincia di Padova. Il territorio padovano pianeggiante è attraversato da molti canali, molti fiumi, è stato vittima di problematiche idrogeologiche spesso nell'ultimo periodo. Per questo la regione sta agendo per mettere in sicurezza tutti gli argini. Conto alla rovescia per il completamento dei lavori dell'argine sinistro del fiume Brenta a Vigo d'Arzere. Lavori che si sono resi necessari per mettere in sicurezza il comune padovano colpito negli ultimi anni da eventi meteorologici straordinari. Valutato il rischio idrogeologico, la regione ha deciso di agire. 1 milione di euro per i lavori dell'area in località Saletto, nel tratto di circa 2 chilometri a valle del ponte provinciale della Libertà. Un'opera che, secondo l'assessore Bottaccin, garantirà le condizioni di stabilità e funzionalità dell'argine, migliorando anche le condizioni originarie del corso d'acqua, andando inoltre a migliorare la sicurezza idraulica dell'abitato di Vigo d'Arzere. E ovviamente l'obiettivo principale è quello di mettere in sicurezza l'abitato, però sottolineo che è uno delle centinaia di interventi che abbiamo realizzato in Veneto e delle centinaia di interventi che abbiamo in programma di realizzare in Veneto per la messa in sicurezza del territorio. Fa parte del grande piano, il cosiddetto piano dal Paus, perché l'abbiamo realizzato con l'Università di Padova, che individua centinaia e centinaia di interventi, dal più importante al più piccolo in termini economici, ma altrettanto importante, e che servono a ridurre al massimo il rischio per i cittadini in caso di eventi meteo rilevanti che purtroppo sono sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.
Parliamo adesso di rilancio del turismo anche attraverso la birra. Nasce infatti la strada dei birrifici artigianali della Pedemontana Veneta con tanti eventi. Vediamo. È la prima strada dei birrifici artigianali in Veneto. Si tratta di un percorso che collegherà i birrifici artigianali della Pedemontana Veneta che aderiranno all'iniziativa. Sarà possibile gustarsi una sosta per consumare e acquistare le loro birre, ma anche effettuare visite guidate ascoltando i racconti dei mastri birrai. Tra le proposte che possiamo fare dell'OGD Pedemontana Veneta e Colli, che offre già numerose tipicità, quindi gli itinerari turistici ma anche le ville palladiane e i castelli, di unire tutto questo con la birra artigianale. Questo è un fenomeno che si chiama craft beer. Quindi il turismo della birra artigianale, il turista arriva nel nostro territorio spinto dalla volontà di visitare i birrifici artigianali e degustare le birre e poi visitare assieme tutto quello che già il territorio nostro offre. Il progetto, promosso dall'organizzazione turistica regionale OGD Pedemontana Veneta di Tiene, entra nel vivo degli eventi con birrifici aperti che si svolge domenica 15 maggio in tutta la provincia di Vicenza. Dal punto di vista della struttura di questa strada, con il coinvolgimento di ben 18 birrifici, possiamo dire che siamo ovviamente una delle strade di birrifici più attrezzate in Italia. Il lavoro che è stato fatto anche assieme alla Camera di Commercio è stato il coinvolgimento di aziende giovani, dinamiche, che sono nate molte negli ultimi anni, qualcuna anche più di 10 anni fa, e che crescono di anno in anno. Quindi sicuramente questa strada sarà ampliata, già ora però attraverso un territorio dal nord vicentino fino all'area iberica. La Camera di Commercio nel 2021 ha emanato un bando Cultura e Turismo dove l'OGD della Pedemontana ha partecipato e pertanto c'è stata la possibilità di cofinanziare questo progetto della strada dei birrifici della Pedemontana. Un progetto che consolida la vocazione enogastronomica e turistica del territorio anche guardando alle prospettive occupazionali. Uniamo il lavoro dei giovani perché la maggior parte delle persone, di questi nuovi imprenditori che si affacciano su questo mondo del lavoro sono giovani imprenditori che uniscono anche, oltre a dare servizio delle loro ottime birre, anche servizi turistici. In Veneto ne sono sorti molti, soprattutto negli ultimi anni, ne contiamo più di 80, è la prima regione in Italia per numero di birrifici artigianali, ma soprattutto sono birrifici di qualità. E adesso parliamo della frazione di Quantin, magari non tutti la conoscono, ci spostiamo nel comune di Ponte nelle Alpi, ma con la ristrutturazione del Palasport saranno probabilmente in molti quelli che avranno l'occasione di andarci in futuro. Con la fine del mese verrà inaugurata la struttura polifunzionale che sarà denominata Pala Quantin. Lo spazio sorge nella storica e omonima frazione, la più alta delle 21 del comune di Ponte nelle Alpi. Ci saranno a disposizione 670 posti per manifestazioni culturali, attività ludico-ricreative, sociali, non solo ovviamente per la frazione di Quantin e Coi de Pera, ma ha una valenza sovracomunale perché siamo legati al Nevegal e avrà una valenza anche provinciale perché già sono parecchie i gruppi sportivi, le associazioni che hanno fatto richiesta per utilizzarla durante la prossima estate. Il Pala Quantin non sarà più quindi solo destinato a ospitare manifestazioni sportive, ma con una capienza tra le più ampie dell'intera provincia diventerà un vero e proprio epicentro per molte possibili attività future. Vuol dire avere uno spazio in più, vuol dire avere uno sbocco anche per le attività estive del territorio, soprattutto per l'area dei Coi de Pera, che appunto è un'area non centrale rispetto al comune di Ponte nelle Alpi, ma che ha molte frazioni e è vicina anche alla zona del Nevegal, zona turistica. Per l'intervento di riqualificazione sono stati investiti 110.000 euro, con i quali la struttura è stata dotata di un nuovo impianto antincendio ed è stata assicurata la messa in sicurezza della globalità dell'impianto. Aperta a Treviso la mostra su Antonio Canova e ce ne parla Vittorio Sgarbi. Canova ha un futuro, non è soltanto un artista volto all'antico, c'è un Canova e l'attualità.
Ha descritto così Vittorio Sgarbi l'opera dello scultore di Possagno ieri sera all'inaugurazione della grande mostra allestita al Museo Bailo. E l'attualità sta in una scultura che di fatto lega la Marca all'Ucraina. La pace di Kiev, perché voi sapete che Canova scolpì, dopo averla concepita in gesso nel 1812, una scultura arrivata purtroppo quando il committente ormai era scomparso. Era un committente che ammirava Canova e ammirava anche Napoleone, che peraltro stava immaginando di occupare la Russia. Canova ha mandato una scultura nel 1816 a San Pietroburgo e quella scultura nel 1957, quindi quando si celebrava Canova qui, è stata mandata da Khrushchev, che era il presidente di tutte le Russie, dell'Unione Sovietica, ed era ucraino, quindi all'epoca non esisteva una contrapposizione fra due identità nazionali, l'ha mandata a Kiev e con ciò essa è diventata, benché concepita per San Pietroburgo, la pace di Kiev. Oggi questa scultura si deve difendere, è protetta con i sacchi, con tutto quello che serve durante la guerra per impedire che le opere vengano distrutte. Un'opera ma soprattutto un simbolo, secondo Sgarbi, che dimostra come l'arte salva l'uomo dagli istinti più bassi, come l'odio verso l'altro. Canova rappresenta l'arte nella sua dimensione più assoluta, la dimensione in cui tutto è depurato dal male, dalla violenza, ed ecco per questo egli può essere così alto simbolo di pace con la sua scultura per Kiev. E alla fine una riflessione che difficilmente ti aspetti da un critico d'arte dichiaratamente laico. Canova ci unisce qui a celebrare un'idea di arte come qualcosa che ci avvicina a Dio. Dio potrebbe anche non esistere, ma l'altro ci dice che Dio esiste. L'esistenza dell'arte ci parla di qualcosa che sta sopra di noi, che è dentro prima e poi sopra di noi. E parliamo adesso del destino del lago di Fimone. Quali sono le priorità da cui partire, da cui ripartire? Ce lo spiega nel servizio il nostro collega Daniele Garbin. Piuttosto di niente, meglio piuttosto. 50.000 euro permettono a malapena l'ordinaria manutenzione, ma a me quello che interessa non è tanto il taglio dell'erba, ma è la proiezione nel futuro, e questa convenzione garantisce un futuro al lago, cioè incominciare a mettere insieme attorno a un tavolo, le intelligenze che capiscono come risolvere da un punto di vista tecnico, scientifico e poi anche economico i problemi del lago di Fimone. Con questa convenzione si apre un'era nuova. Il comune di Arcugnano sarà coinvolto e parte attiva al tavolo tecnico previsto dalla Regione Veneto per elaborare i progetti per salvare il lago di Fimone a rischio interramento. Il recente protocollo sottoscritto con la provincia è il primo passo per consentire azioni di tutela più incisive. Non abbiamo ancora l'ipotesi definitiva, però abbiamo vari studi che abbiamo già fatto e li abbiamo in casa. Adesso la commissione tecnica prevista da questa convenzione dovrà aprire appunto gli studi che sono effettuati e individueremo la strada che ci convincerà di più e che riuscirà appunto ovviamente rispettosamente rispetto all'ambiente, rispetto alla fauna, rispetto alla flora, rispetto a questo ambiente, appunto la soluzione che ci convincerà di più per salvare la vita di questa zona, di questo lago. In attesa dell'annuncio ufficiale dei prossimi passi decisi dalla commissione tecnica, sono trapelate però già alcune idee piccole e grandi che erano già state sviluppate dalle rispettive amministrazioni. Si parte intanto pensando alla sicurezza dei visitatori che parcheggiano a bordo lago. Questa invece è una manutenzione straordinaria che non siamo riusciti a fare fino adesso proprio per le ragioni di non avere i fondi per poterlo fare. Abbiamo un ponticello che è stato chiuso perché era pericolante, adesso appunto grazie a questa convenzione lavoreremo nelle prossime settimane per riuscire a riaprirlo e a ridonarlo ai cittadini che vogliono percorrere questa zona bellissima. Ci sono tante idee, noi abbiamo presentato un progetto col PNRR per portare acqua al lago di Fimone, che vuol dire ossigeno a un malato che ha bisogno proprio di aria fresca. Noi nella Valle dei Mulini c'è una sorgente con una portata minima però costante e abbiamo già presentato questo progetto per incanalare quell'acqua e portarla al lago di Fimone. Questo è un primo passo, ovviamente poi ce ne saranno, spero, degli altri da parte della regione e della provincia che riguardino specificatamente lo specchio lacustre. Parliamo adesso di una delle eccellenze del nostro territorio, è record per l'export del formaggio Asiago DOP nel mirino Stati Uniti e Germania. Il formaggio Asiago piace all'estero, al di là e al di qua dell'Oceano Atlantico. Il consorzio che tutela il formaggio Asiago consolida l'export, segnando un più 30,8% a gennaio di quest'anno rispetto allo stesso mese del 2021. Il dato supera anche il risultato del comparto nazionale che si ferma al più 28%.
Il consorzio punta quindi con decisione sulla ripresa dei mercati internazionali, avviando una serie di azioni mirate e coordinate che sono destinate a incrementare ulteriormente la quota delle esportazioni nei mercati storici della specialità veneta e trentina. E anche oltre. Si parte infatti dagli Stati Uniti, che a gennaio 2022 mantengono il primo posto nella classifica internazionale delle esportazioni di formaggio asiago, grazie a una nuova crescita dopo i rallentamenti causati dai dazi della precedente amministrazione. La produzione casearia nostrana ha messo letteralmente i piedi nella porta del mercato statunitense, grazie a un progetto europeo che ha coinvolto quasi 2,5 milioni di americani. Il sodalizio che tutela il formaggio asiago conferma inoltre un ottimo piazzamento in Germania, dove le vendite sono addirittura raddoppiate rispetto al 2021. Un andamento particolarmente positivo si registra pure nella Repubblica Ceca. Proprio per questo il Consorzio di tutela ha scelto di coinvolgere questi due mercati in un ulteriore progetto triennale cofinanziato dall'Unione Europea del valore di oltre 3,5 milioni di euro, dedicato al mercato di estimatori e consumatori dei prodotti di alta qualità. Il progetto unisce l'Asiago DOP ad alcune delle più importanti eccellenze venete, come i vini della Valpolicella, il riso Vialone Nano e l'olio extravergine del Garda, in un articolato piano di promozione dedicato sia ad operatori professionali che al grande pubblico. E adesso torniamo per un attimo a parlare della mostra del Canova. Abbiamo ascoltato e visto poco fa l'intervento di Vittorio Sgarbi, che parlava appunto di questa mostra. Ma come sta andando? Ebbene, ci sono davvero code davanti al Museo Bailo per questa mostra. Cittadini da tutta la Marca hanno deciso di visitare l'esposizione con entrata libera per tutti i trevigiani. Cinque scatti che hanno immortalato la lunga coda che si era formata questa mattina ben prima dell'apertura del Museo Bailo. Poi, complice il caldo e la fame, era questa la coda verso le 13. Tutti con pazienza in attesa del proprio turno. Lei ha deciso di aspettare seduta in bicicletta? Ma le dirò la verità, la speranza c'è, ma credo che rinuncerò. Ho fatto il ragionamento che avranno fatto in molti, e cioè che la gente è a pranzo, quindi ci sarà poca gente, invece vedo. Ne vale proprio la pena. Noi abbiamo aspettato circa un'ora qua. Siamo arrivati qua alle 9:30 e c'era già la coda. Abbiamo fatto colazione, ci siamo rimessi in coda e un'oretta d'attesa e un'ora di... ne valse la pena comunque. Ma la componente biglietto gratis non sembra l'elemento prevalente, anche se, come si dice, aiuta. Trevigiani. Avete approfittato del fatto che insomma sto fine settimana è gratis? No, abbiamo approfittato che è il primo fine settimana. Già l'avevo vista la mostra, però il fatto che era gratis mi ha spinto di più a venire. Proviamo, se riusciamo ad entrare e se no torneremo, dura molto la mostra. Due gli appunti che abbiamo raccolto tra i visitatori. Il primo da questa signora venuta dal Belgio che suggerisce più cartelli in più lingue, mentre il secondo da un trevigiano doc. Sarebbe bello che fosse aperta fino alla sera tardi, adesso in estate, per uno che lavora può finire e poter venire durante il giorno. Pronta la risposta del sindaco, accompagnata dalla soddisfazione di aver registrato oltre 3.000 presenze in appena 2 giorni di apertura. Entusiasmante, perché non eravamo abituati a 100, 200 o addirittura questa mattina 300 metri di coda, quindi ringrazio tutti quei visitatori che hanno anche avuto la pazienza per entrare, di aspettare, però sono anche convinto che poi quell'attesa è stata ripagata con le bellezze del Canova. Perché non aprire anche di sera, magari d'estate, così tanti cittadini che lavorano di giorno possono gustarsela? Certamente è un'idea interessante, adesso già domani ne parleremo con gli uffici, capiremo la fattibilità da un punto di vista operativo, però mai dire mai. E adesso parliamo di prevenzione e di formazione. Ci spostiamo a Rosà, dove Irigem, l'ente di formazione appunto professionale, è impegnato in un interessante progetto con l'Associazione Italiana Soccorritori. Studenti dunque tutti a lezione di primo soccorso. Prevenzione e formazione, due concetti che contraddistinguono Irigem, l'ente appunto di formazione professionale con sede a Rosà e Bassano. Proprio la scuola di Rosà ha ospitato e promosso un importante progetto legato al primo soccorso, una vera e propria lezione a cui tutti gli studenti hanno aderito con grande entusiasmo. È un progetto che è partito 11 anni fa
coinvolge principalmente le scuole superiori, anche qualche scuola media. In 11 anni abbiamo fatto qualcosa come 36.000 ragazzi. Il progetto ha questa funzione di insegnare a più persone possibili, in questo caso ai ragazzi delle scuole, di saper riconoscere un arresto cardiaco. In prima linea con gli studenti, gli istruttori dell'Associazione Italiana Soccorritori di Bassano, che oltre al massaggio cardiaco hanno coinvolto i ragazzi in tante altre attività pratiche. Gli insegniamo a fare la famosa manovra di Heimlich, che è la manovra di disostruzione. Quando una persona si sta soffocando, gli insegniamo quali sono le manovre più corrette per disostruirla. Poi in ultima facciamo vedere anche che cos'è un attacco epilettico. Noi per esempio prestiamo un servizio continuativo dalle 8 di mattina a mezzanotte in pronto soccorso. Abbiamo un centro di formazione dove insegniamo, siamo tutti istruttori IRC, quelli che insegniamo, l'uso del defibrillatore. Come hanno aderito i ragazzi? Che partecipazione c'è stata? Insomma, i ragazzi erano contenti, hanno fatto domande? Sì, i ragazzi questa mattina in particolare, ma in genere sono molto attenti, sono molto partecipi, fanno delle domande anche molto interessanti che a volte ci mettono anche in difficoltà. E adesso parliamo di un'esercitazione antincendio che ha coinvolto i volontari di Vittorio Veneto e non solo. Ma chi te lo fa fare venire a 19 anni la domenica mattina in mezzo ai monti del Fadalto? Ma la passione per il territorio e l'essere d'aiuto alla popolazione. E questo è il messaggio che i giovani volontari hanno voluto lanciare ai loro coetanei dal Fadalto. Dare un po' del proprio tempo al servizio della comunità partendo dalla formazione per poi essere in grado di aiutare effettivamente in caso di disastri o calamità. Che nel caso dell'esercitazione di oggi ipotizzava un vasto incendio a ridosso dell'autostrada in una zona impervia da raggiungere a piedi dopo aver allestito un campo base con il carico d'acqua da parte di autobotti ed elicotteri. Abbiamo simulato che il primo incendio era qui, per cui sono state partite prima 3 macchine per fare una condotta per spegnere questo incendio. Successivamente abbiamo simulato un secondo fronte fuoco, come succede spesso negli interventi veri e propri, e abbiamo attivato l'associazione di Miane. Da Miane è uscito un altro fronte fuoco praticamente e abbiamo attivato anche le associazioni di Revine Lago e Maserata. Oltre una cinquantina i volontari coinvolti in questa simulazione dove comunque manichette e raccordi sono stati stesi e l'acqua è stata portata in alto dove i più esperti hanno insegnato ai giovani le giuste manovre di spegnimento. Fa movimento, ti spostate. Giù i veterani, oltre ad insegnare, raccontavano alle nuove leve le soddisfazioni del volontariato di protezione civile. Abbiamo fatto quest'anno in Sicilia che ci siamo dati veramente da fare, è stato parecchio impegnativo, comunque è stata una bellissima esperienza. Volontariato organizzato dalla regione che gestisce un vero e proprio esercito di pace. Quasi 1000 volontari della protezione civile specializzati nella lotta agli incendi boschivi. Questa mattina si è appunto sperimentato un intervento in uno scenario particolarmente complesso che ha dimostrato l'efficacia del sistema. Vorrei ricordare che nel solo mese di marzo di quest'anno i volontari dell'antincendio boschivo della Regione Veneto sono stati impegnati in ben 49 incendi in tutto il Veneto. Osservatori, ma solo per l'occasione, anche una delegazione di veronesi dai Monti Lessini. Siamo venuti oggi per integrare le nostre abilità di conoscenza sull'antincendio, per lavorare nelle prossime emergenze. Ma non è un mestiere da uomini, no? Assolutamente no. Però il fuoco fa paura. No, bisogna sapere ed essere a conoscenza di quelle che sono le protezioni. Non è facile, però è bello. Un sorriso e un messaggio per arruolare sempre più giovani nella protezione civile del Veneto. Ma 27 anni, una domenica mattina, non è meglio che vadano in giro con le amiche a fare shopping? Assolutamente no. Cos'è che spinge? La passione, le soddisfazioni personali che si ricavano anche solo dal sorriso di qualcuno che aiuti. Allora, questo era il nostro ultimo servizio per oggi. Focus TG finisce qui, non mi resta che ricordarvi l'appuntamento puntuali domani ore 12 con la nostra striscia quotidiana appunto dedicata all'informazione in diretta del Veneto dal Veneto. Questa sera invece appuntamento con i nostri telegiornali con TG Bassano e TG Vicenza per tutte le informazioni dal territorio. Adesso vi auguro un buon pomeriggio e vi do
do appuntamento a domani. Grazie.